foglie d'autunno se ne riconosce una che invece di cadere ha imparato a volare. Il suo nome è Sapori d'autunno, manifestazione giunta alla sua 21ª edizione. Padova, apri il sipario sui tuoi grandi tesori e svelaci tutti i sapori dell'autunno. Le eccellenze e le tipicità del nostro territorio vengono presentate per essere valorizzate e riconosciute in tutto il mondo. Sapori d'autunno è uno degli appuntamenti più importanti organizzati dalla provincia di Padova e ne parliamo con Silvia Livardi. Ciao Silvia! Raccontiamo ai nostri telespettatori questa grande manifestazione. Siamo a Sapori d'autunno 2024, Prato della Valle, un'edizione che ormai è rinomata nei colori e anche nel luogo. È un evento che celebra le tradizioni enogastronomiche e il territorio padovano. Molte sono le novità per questa 20ª edizione. Abbiamo l'introduzione quest'anno dell'Umpli, quindi dalla Prolocco di Padova, che cucina per noi quello che poi troveremo al punto ristoro, comprando poi tutto quello che è aperto qui dai nostri produttori. Produttori che trasformano il loro prodotto qui, una filiera diretta, Silvia. Sì, qui possiamo dire che compriamo un prodotto a centimetri zero, non a chilometro zero, perché sono tutte aziende che producono nel territorio della provincia di Padova, lo trasformano e ce lo vendono qui. Direi di inoltrarci in questa meraviglia di portare nelle case dei nostri telespettatori tutto il bello e il buono di questi prodotti solamente ed esclusivamente padovani. Certo, iniziamo il percorso. Un'azienda formata da sole donne, Silvia. Con un prodotto particolarissimo, con gli antichi grani, in particolare il mais blu che scopriremo adesso. Andiamo a vederlo. Innanzitutto partiamo col dire quanto antico è il mais blu. Eccolo qua. Allora, il mais blu è un mais che c'è da sempre perché la natura è più creativa di noi. Con questo mais si possono fare naturalmente molti tipi di paste, ma anche i dolci. Sì, esatto, tu puoi fare una semplicissima polenta che ti risulterà viola o altrimenti puoi usarlo nei dolci. Infatti per Natale abbiamo fatto la fugassa veneta. Che cos'è? Un prodotto biologico. Un prodotto bio è un prodotto senza pesticidi che ti permette solo qualità e il sentire tutti i valori nutrizionali degli alimenti. Si cambia prodotto, si cambia casetta, che quest'anno sono veramente tante. Sono tantissime, hai ragione, siamo arrivati infatti a 40 iscritti, il risultato di anni di lavoro. Adesso ti portiamo a vedere una produzione di latticini della zona particolare, di un prodotto particolare, bufale. Si lavora il latte e poi si produce tanta mozzarella, ma anche tanto altro. Esatto, siamo un'azienda di Piove di Sacco, alleviamo bufale dagli anni 80 e trasformiamo il latte prodotto dalle nostre bufale principalmente in mozzarella, ma poi facciamo altri prodotti quali la stracciatella, lo yogurt, lo stracchino, cacciotte e Qual è gelato. la differenza di una buona mozzarella di bufala da una mozzarella normale? Innanzitutto cambia la materia prima da una mozzarella vaccina a una mozzarella di latte di bufala, cambia le qualità organolettiche del latte, è molto differente. La mozzarella fatta con il latte di bufala è un prodotto più digeribile di altri naturalmente e soprattutto fatto qui nella provincia di Padova. Pan e formaggio, questo è quello che abbiamo visto, cosa ci manca? Ma la soppressa. In questa azienda di San Pietro in Bu, quindi tutta padovana naturalmente, anche lei, si allevano sì i maiali, ma poi si trasformano in insaccati. Insaccati classici, tradizionali veneti, prodotti tutti al naturale, sale e pepe. Abbiamo un'azienda dove alleviamo i nostri maiali, che hanno tutti i suoi comfort. Importantissimo. Sì, sia per il benessere dell'animale che anche per la buona uscita del prodotto, perché ovviamente la carne segue anche la qualità della vita dell'animale. E facciamo tutti gli insaccati classici, salami, soppresse e pancette, tutti i prodotti classici. Eccoli qua. Spesso è
associata all'inverno cosa può essere? La porchetta, assolutamente sì. Il gusto di una porchetta, come si cucina, come si ottiene una buona porchetta? Innanzitutto è l'allevamento che determina il sapore della porchetta, poi la lavorazione e la cottura danno, diciamo, il risultato finale. Sì, abbiamo una serie di spezie da metterci sopra perché naturalmente più è speziata, più è saporita. più è saporita, più è profumata. Sì, Che tipo di spezie ci sono in una porchetta? Beh, allora c'è un po' il segreto professionale, però essenzialmente della salvia, rosmarino, un bel trito, un po' di sale grosso, pepe e poi rende il profumo della porchetta. Un'edizione questa, siamo d'accordo tutti quanti. Assolutamente molto importante, organizzata molto bene e lo si vede proprio anche dall'affluenza della gente che sta testimoniando, insomma sta assaggiando i nostri prodotti, quindi volevo ringraziare chi ha organizzato tutto questo perché è la più bella edizione di sempre. Sì, buono, buonissimo, ma ora il nostro viaggio continua così. Silvia, il nostro percorso sensoriale continua non solo tra le aziende. Assolutamente sì, abbiamo infatti quest'anno i 3 consorzi di eccellenza della provincia di Padova. Li scopriamo assieme, siamo il Consorzio dei Vini Colli-Ugani, Consorzio del Prosciutto Veneto DOP e il Consorzio del Vino Friularo di OTG. Oggi si presenta una novità che è il vino Serprino. Assolutamente sì, oggi noi del Consorzio stiamo cercando di valorizzare al massimo questo prodotto che è tipico dei Colli Ugani, ce l'abbiamo solo noi, infatti come possiamo vedere abbiamo una buona selezione di bottiglie, insomma passiamo dal vino frizzante allo spumantizzato e anche un rifermentato in bottiglia, ecco. Dal vino Semprino eccellenza dei Colli Padovani passiamo naturalmente al prosciutto tofu. Ottimo connubio. Prosciutto Veneto DOP con origini antichissime. Con origini antichissime perché diciamo che almeno dal punto di vista produttivo i primi insediamenti risalgono al 1490 nella zona compresa nella bassa padovana, bassa vicentina e bassa veronese. È un prosciutto che non ha nessun conservante tranne il sale e il sale è il 20% in meno di 20 anni fa. Quindi assolutamente salubre anche per tutte le diete, adatto a tutte le diete. Curiosa, molto curiosa, Eva, a raccontare la stagionatura di questo prosciutto. La stagionatura avviene in appositi saloni chiamati cantine perché richiamano nelle caratteristiche realizzate proprio quelle che erano le cantine delle case vecchie di una volta, quando il prosciutto si faceva in ogni famiglia che avesse un maiale. Un alimento che arriva dalla notte dei tempi. Arriva esattamente dall'età pre-romana, non a caso l'etimologia è perexuctus, che significa prosciugato. I romani sapevano come fare il prosciutto già 2000 anni fa. E noi abbiamo questa ricetta tutta padovana. Qui. Questo è il friularo in appassimento. Perfetto, allora siamo nello stand del Consorzio di Tutela Bagnoli DOC. Questo è un friularo in appassimento alla conserva dei Cantini e Vigneti e per l'occasione l'abbiamo portato a Padova. Che tipo di vino è qui? Allora, è un vitigno a bacca rossa, millenario, ci sono 14 comuni atti alla provenienza, alla derivazione e alla trasformazione di questo prodotto. La zona di Bagnoli è la zona classica, poi altri 13 comuni più conosciuto conserve è nella zona allargata. E per finire cosa si può fare con il friularo? Con il friularo facciamo classico, la vendemmia tardiva, la riserva e dolcissimo in fondo il friularo passito dolce. Quante le novità, sapori d'autunno 2024, non possono mancare i workshop. Ma che cos'è un workshop? Sì. Certo che sì, il workshop consente a chi viene a visitare il Sapori d'autunno di essere parte e partecipe del laboratorio di degustazione e di lavoro. Siamo vicini al Natale e naturalmente non potevano sicuramente mancare i 5 sensi del panettone. Vado a portare il cappello al nostro cuoco. Ma quale sarà mai il segreto di un buon panettone? Come si riconosce una qualità totalmente artigianale? Per riconoscere un panettone di qualità, un panettone artigianale, abbiamo cercato di spiegare al pubblico i 5 sensi del panettone. Aspetto, ho visto il taglio e l'interno, il profumo, la sofficità. E poi infine la degustazione, perché un buon panettone a Natale si può degustare con cosa?
Con il mio. con un buon vino, magari dolce. Molti gli eventi collaterali in questa 20ª edizione, tutta da ricordare. Ne parliamo con Valentino Turetta. Sì, appunto 3 giorni di iniziative. Se citiamo per esempio le fattorie didattiche che sono in esterna logicamente per motivi tecnici, per i grandi abbiamo i workshop, ne abbiamo appena fatto uno, per i piccoli le fattorie didattiche che fanno conoscere la vita degli animali all'interno di una fattoria. Workshop vuol dire laboratori, vuol dire imparare a far da mangiare e anche a degustare. Ma soprattutto ai presenti al workshop spiegare da dove proviene quello che stiamo cucinando e come viene prodotto e come si abbina a un buon calice di vino della nostra provincia di Padova. Ah, la nostra Padova. Religione, grande storia, cultura, tradizioni, enogastronomia, territorio. Una Padova, tutta da scoprire. Grazie Valentino. Grazie a te e buona serata. Questi sono i colori che ci piacciono. Questo è il profumo della nostalgia di una Padova antica e sempre nuova, tutta da visitare. Buona serata.